Ciao a tutti, oggi ci troviamo sull'altopiano di Asiago, stiamo andando a fare l'anello del Monte Fior. È un anello molto facile perché si fa in 2 ore tranquillamente, non ha molto dislivello. Si può dividere in 2 parti, una più storica dove sono presenti delle trincee della prima guerra mondiale e la seconda invece viene chiamata città di roccia per la presenza appunto di queste rocce modellate in modo strano dagli elementi. E sarà molto interessante anche se è semplice. Buona visione. Quella zona dietro di me è dove ci sono le trincee e praticamente il nemico arrivava da qua e là lo si aspettava con le mitragliatrici, i cannoni. Ci sono anche 2 buchi dove da lì sbucavano i cannoni. Ora ve le faccio vedere meglio. Questo è uno dei posti dove si mettevano le armi pesanti. E guardate che vista che avevano sul nemico comunque. Si fa perfino fatica ad immaginare la vita dei soldati tra queste rocce d'inverno. Di tanto in tanto troviamo anche questi pannelli che ci spiegano la storia di queste battaglie ed è molto interessante fermarci un attimo a leggerli e a imparare cosa è successo veramente qui. Tanto qua un'altra postazione di avvistamento. Alla fine di questa linea di trincee c'è questo monumento in memoria ai caduti e lì c'è la nostra meta, il Monte Fior, che si trova a metà della nostra escursione, ma sono stato veramente rapito da queste immagini del bosco distrutto. Non so se si nota tutta quella fascia marrone, in particolar modo lì sono tutti gli alberi caduti a terra a ottobre scorso. Incredibile. Questa è una galleria che fora a metà la montagna, servono i soldati per non farsi vedere, non rimanere in cresta e passare direttamente da una parte all'altra della montagna. Siamo arrivati sulla cima del Monte Fior, la vista, anche se è stato semplice arrivare qua, è comunque notevole. Sulle montagne là in fondo, le trincee di nuovo, il bosco e ci sono anche questi pannelli che indicano le varie montagne qui attorno, ce ne sono 2 anche di là. Adesso facciamo una pausa e poi scendiamo in quella direzione. Qui ci sono altre trincee che ormai sono state mangiate dalla vegetazione. C'è la Cressi che ha visto qualcosa di interessante.
Da qua inizia la cosiddetta città di roccia e queste sono appunto le rocce strane di cui vi parlavo prima. Chiamato noi. Stavo facendo un time lapse alla cima del Montefiore ed è arrivato l'elicottero del 118, ha fatto scendere un soccorritore qua a fianco a noi perché qualcuno si deve essere sentito male. Ovviamente non mi va di riprendere la scena del soccorso, però volevo ringraziare questi volontari che grazie a loro possiamo andare in montagna quasi sempre in sicurezza, quindi bravi, bravi, bravi. Benissimo, torniamo alle nostre rocce. Allora, abbiamo finito il giro, come ho detto è durato 2 ore, adatto veramente a tutti, praticamente si parcheggia la macchina qui alla Malga Asla Peul, spero si dica così, e la strada è sterrata da Campomulo fino a qua, però l'ho fatta con un'utilitaria, quindi penso che se la possa fare qualsiasi auto. E niente, ora ci fermiamo a mangiare un panino alla Malga e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!